Benvenuti in questa nuova puntata in cucina con Raffaello Pazza e Carolina. Ecco qua, ovviamente cotto e... com'era? Cotto? Ma pure crudo, ci mangiamo lo stesso. Cotto e crudo è la stessa cosa. Allora ragazzi, oggi che facciamo? Racconto che conoscete la parigina? Ruota velata, la facciamo a modo nostro, infatti si chiama Pargina. Ma sapete se ma non lo è, non è sicuro. Allora, gli ingredienti. Vai, guarda, gli ingredienti, la pasta di pane che già abbiamo fatto, che non è la pasta di pane, questo è un classico impasto per pizza. Ah, mi piace di farina, acqua, lievito. Vado sempre tu, ma macellare qua. Macellare con me? Sì, sopra con te. Questo abbiamo un po' di impasto di pizza. Come è fatto questo impasto? Questo impasto è fatto con farina, lievito e acqua. Con l'acqua ovviamente. Un pizzico di sale, un po' di olio, un po' di olio. Poi ovviamente abbiamo la provola, se non ci credi provola. Dai, se non ci un po' di provola fresca ragazzi, se non avete la provola potete usare la mozzarella o il fior di latte, poi va a gusto. Ok ragazzi, poi come ben sapete nella parigina ci vuole il prosciutto cotto, abbiamo qui ovviamente quanto basta, ne abbiamo preso 150 grammi, se volete di più ne mettete di più, se volete solo 200, se volete mettere giù mettete. Poi ragazzi abbiamo preso i pelati, quelli là in scatola, li abbiamo messi qua, li ho schiacciati e adesso li frulleremo. Li frulliamo, capite quali pelati, avete capito quali? Noi pomodorini e palline. I pelati I pelati come piselli di Raffaele, un po' più assalmazzati. Un po' più così. Allora, Carolina, tu iniziare a lavorare in passo mentre io mi... Va bene, come io praticamente... allora, sì. Stammi di fronte che non l'ho mai fatto. Dobbiamo... Questo schizza, questo pomodoro. Non fa schizzare che questa vestaglia e passi stanno sempre a ferraruto. Se lo piccianiamo pure. Ok, mi raccomando, questo per non far schizzare deve stare a capoccia così. Un attimo. Ecco, per non far schizzare, se no metti mai i mascolini. Puoi fare pure pa. Non mettete le dita dentro che mi fate male, fa. Bravo, si frulla, vedi, frulla là. Allora, nel frattempo prendiamo un po' di farina, cominciamo a mangiare un po' di farina sul tavolo per avere un po' di aderenza, per non far attaccare tutta la marosca, ok? Quindi facciamo un po' di... Ok, per il pomodoro ragazzi metteteci un pizzico di sale in base a quanto pomodoro mettete. Io ho messo 2 barattoli, io ho messo 2 pizzichi di sale. 2 pizzichi di sale. Ok, diciamo che ovviamente il pomodoro non deve essere cotto prima. Praticamente se lo volete cuocere prima lo vedete pure. Ma state zitto, sanno proprio marinata la coscia. Vabbè, poi guardate come la facciamo, facciamo pure tu. Ok, non la coscia, uscite direttamente da no, perché si sta con pure la coscia, ma non dice la coscia, E non mettere proprio, perché stiamo proprio di cacca come faccio? Se no ti sprezzi la cazzetta. Allora, poi prendiamo l'impasto, lo voltiamo. Chiaro tu? Lo voltiamo. Ecco qua, vediamo subito che ed eccolo qui, vedete? Un po' di impasto. Allora, questo deve essere quadrato, giusto Raffaele? Abbiamo varie teglie, tu inizi a stendere, però mettiamo nella teglia. Ok, stendiamo. Ragazzi, di solito la parigina si fa con l'impasto della pizza di base, farcitura interna e pasta sfoglia sopra. Bucherellata, se non è bucherellata la bucherellate voi. Io ho una forchetta con l'utensile adatto per la bucheralizzazione della Bucarest. Bucarest è la pizza nasale fatta. Boogeyman. Facciamo prendere piano piano la forma, non vi preoccupate amici. Non è che mo dite, non c'ho la forma a questi tempi. Carolina fa prendere le forme. Facciamo cose, amici, queste sono cose che capitano, diciamo. Ecco qua, si torna a stendere. Allora, questo è il caso mai che non vi viene, seguite i miei consigli, non vi preoccupate. Io intanto sto facendo sbollentare 2 salsicce in padella
Caso mi arrivano poco impasto, facciamo altra cosa che vi faccio vedere. Ok, senti signor macellaio, Sì, come la vede la situation? sbagliato, stai proprio a Sì. piezzi. La vede buona rispetto? Ci vuole un po' di forza, quando si stende. Lei è uomo più riesce. Vedi? Vedi? Bisogna proprio spremere, diciamo. Vedi? Vedi? Ah, e viene fino alla fine proprio. Ma quella è fine. Viene fino? Sì. Va bene, se la vede lei allora. Ok. Vedi con quella forma è lei proprio. Poi che facciamo? L'impasto che rimane, Rimane. oggi, Facciamo. lo prendiamo Sì, e lo lavoriamo sì. da fare un'altra pizza. Cindurale. Un po' di. Non so più, farina no. Un po' di farina per fare un po' furinemica. Se poi ragazzi non vi viene bene, facete pure pizza. Ovviamente. Poi ovviamente nell'altro amici fate un po' di intanzamento. Questo caffè diciamo quelli per il più ancora. Poi prendiamo la carta da forno e la mettiamo nel forno. Perché la carta da forno la puoi mettere dentro la pentola. Boh, dimmi. Boh, praticamente chiamate un vostro amico pizzaiolo, mi chiama la palla, non mi ha detto cato. Bisogna alzarla. Si rompe. Metti tanto, metti siamo metro e. Metti, no, metti tu cazzo sotto. Metti cazzo, metti. Dai no! Metti. No, Apri tu cazzo, metti. ma no, metti la carta da forno su. Mirka! Metti il cazzo. Ah, va. Ecco qua amici. Adesso hanno mangiato. Ma devo fare che sotto qua una tizzina vecchia, non lo so. Come sai che si sta una sacca? Scusa. Perché tu sai farina, la farina, cosa tieni a fare? La farina, bravo, che ne fa studiare la farina? Metti qua. Sto dicendo 3 ore. Ma non metti qua! Mantieni su cosa! Guardi! Vai! Mi dà farina, mi dà farina. Sta furbidando a te qua. Questo si rompe. Questo se lo Tu hai spremuto la farina. Sta. Sapete la di capo? Tu quando ti tiri, si tirerà a capo che sta. Però, guarda no. Non lo qui. Aspira la farina. Guarda che sta per bucare così. Ma poi a me la sotto. Buono, poi sono su bucare pure. Ah, vedi. Qua sei ingiummato, Cazzo ingiummato. Solo qui. Si è fatto, no, oggi si è fatto i buchi. Un po' No, qua si appaccia, ci mira a Va, pezzo. va, va. Bro, tu allora, ok, mo si sistema cadì. Oh, ma non ti preoccupare, sì, no, ma sta parlando troppi problemi a mamma mia, tu quanto qua ti Ma fa? buona buona roba. Buona roba, ci me... Eccolo qua, prendete il sistema, poi stanno vedendo il muro qua ovviamente, guarda come si stende. Poi tu che spicci vuole tuo. Questo qua in più lo togli, Aspetta ragazzi, questo qua in più lo togliete. però lo stendiamo prima, giusto? Aspetta. Stendilo prima, stendilo. Fai dei bordi Fai tipo così, tipo bordi bordosi, ecco qua. Lo stendiamo un poco con lo stendino. Ecco qua. Lo stendiamo un poco con... Vai troppo, vedi? Si toglie macellaio. Vai, Tieni, prego. vai. Ecco, voi pensate che stavo facendo una cosa a chiave, non vi preoccupate del risultato, vedete il risultato finale. Pensate che stavo guardando la pareggina, pareggina, non è che è proprio. Ok, non si bisogna lavorare a con le mani, se no Però fare un po' qua, vedi, un po' di... Ok, e questo puoi fare un po' con questo. Poco. Ok. Praticamente
fallo vedere qua Raffaele, che diciamo più o meno è questo qua, che deve venire così, ok? Poi sta salsa vicino alla cena. No, ma poi facciamo i pupetti, ma. Guarda, allora. Vedete, in modo da far venire un po' il cornicione. Ragazzi, questa Ora va a mettere, diciamo, il sugo sopra. Ecco qua. Comincia a spandere, Raffa, non ti preoccupare, comincia a spandere. Ecco qua, in modo ti rendi conto, ok? Prendi la salsa accumulata qua, se no fai la piscina. No, vabbè, da essere Un po' usa, è normale, però ovviamente. No, tutte, ma tutte le cose, un po' di rimasta alla metà. Ma tu chi l'aveva messa in mezzo, Raffaele, un baratore proprio che in mezzo e poi spammate. Se no rimane da una curva, vedete? Non sta facendo la qua Raffaele. Va, adesso tutto coperto, vai. Tutto coperto, Ok, una volta che avete messo diciamo un cumulo di quintali di pomodoro, Taglia un po' la provola, vai. si taglia con quella provola, ok? Non mi faccio la vestaglia, Raffaele. Buona venire spettacolare, però allora. Prendiamo un coltello, no un coltello attenzione, questa è la parte importante, vedete un coltello Da cucina. che taglia. No, perché l'hanno ristorante, Il volantino fuori glielo tolgo. Sotto quale forma? Ma che ne si squadra? Ho messo un modo, ho messo che lo vedi? Quindi ok, cominciamo a tagliare la provola così. Ragazzi, il panno in testa sempre per non far cadere i capelli nel... Ma ci stava Lupo. Ecco qua, una volta che avete tagliato così girate la provolina e lasci flagellati comunque. Cercate di non tagliarli, mi raccomando. Ecco qua. Voi usate il coltello da cucina, questo è un cucchiaio proprio bruttissimo. Allora, ragazzi, disporre il prosciutto cotto lungo tutta la pizza. Ok, questa è la Guarda provola. così la roba. Basta, quando sei? Ragazzi, comprate il prosciutto economico che si avvizza per buona tante cose. Giusto, infatti questa è quella economica che abbiamo preso. Ma cazzo, mi hanno preso. Pronti? Un attimo, mettere un altro po' di prosciutto. Non trovate prosciutto ci vuole, Perché se se no no non viene corposo. Ecco qua. Prendi quello, ok. Ecco qua. Va bene, poi prendiamo la provola e comunque la sbricioliamo comunque dappertutto deve stare sta provola. Io ci dove sta la provola? Dappertutto. C'è sta, lo trovano. Bravo, ecco qua, mettiamo un po' dappertutto, ecco, e dappertutto quanto. Vedete? Ovviamente lavate le mani, disinfettate e poi ovviamente se no si mangia una merda. Ecco qua, pure con le mani potete spremere proprio le mani dentro. E poi direi di mettere pure un po' di sugo qui. Un po' di sugo, diciamo un filetto di sugo. Sì. Ok? Proprio. Ti scorre tipo un po' di sugo, vedete, chiazze. Sì, a ciazze. Fa una fubagnetta, non so. Sì? Qua? Ok. Oh, guardami! Anzi, capito che salta consumare con noi? Ci sta, quello. Allora, a questo punto, dopo che abbiamo messo tutta la salzulella, il nostro... Vedete la sfoglia, ragazzi, potete acquistare tranquillamente in un in supermercato. edicola. Ridicolo. In edicola la tengo la sfoglia. Sì. Sì, sì. E ragazzi, disporre la sfoglia come copertura. Non so come si mette, che la ci mai Che ci vuole, scusa, già sta aperta, devi solo mettere sopra. Vieni su. Non tagliamo tu, Raffaele, ci fate di ristorante. Ma non arriva fino là, capito? Da Sei imparata a sfoglia. No, hai ragione però, secondo me stendono una volta. Allora, aspetta un attimo, vai, togliamo questo. Non va, guarda. Raffaele c'ha un difetto, fa sempre i buchi. Vai, Va bene? Adala. Vado pazzo, dai. No, Maria. Ecco qua. È una coperta, che deve essere una coperta, amici. Una coperta messa sopra Coperta. come se fosse una coperta. Ok? Ecco qua, vedete? Ovviamente tagliate le parti superflue E a parare di buchi. e a parte di buchi meno. Metticelo sopra dopo questo, che fa chiudere, Sto diciamo. parando i pesci. Ok amici, praticamente questo poi diventa un'unica cosa uniforme. Mettiamo su. Poi prendete il coltello che avete tagliato la provola, non ne prendete un altro. Ecco qua, tagliamo le parti superflue. Ecco qua, proprio come se fosse la carta. Tagliate le parti superflue, vedete? Ah, fai che schiaffo! Insomma,
Ecco qua, questa qua si cade sotto al soffitto, se ne cade la vedo bene. Non ti preoccupare. Poi andate a preriscaldare il forno, ragazzi, mi raccomando, a 170 gradi. Ecco qua. E la sfoglia la fede. Riscaldate il forno a 100... a quanto? 170 gradi. 170 gradi, però il risultato è questo qua, vedete? Voi secondo voi questo non viene bene, secondo me non è una parigina, infatti non è una parigina, No, ma è il tigre. È venuto buono invece. Quindi a questo punto si deve riscaldare il forno, la mettiamo nel forno? Sì, Basta. si deve bucare però. Buchiamo la bume. Vai. Si deve bucare perché sente caldo, arrivato a un certo punto deve sfiatare e buchiamo sopra, ok? Perché sennò si abbuffa nel forno, evapora. Arancione senza sti buchi. No, quale sente? Perfetto. Guardate, E poi ci vuole un po' di uovo sopra. un po' di uovo per farlo venire lucido, dorato, giusto? Bravo. Prendi l'uovo, Puoi prendere un pennello e lo passate sopra. Noi il pennello non ce l'abbiamo, prendiamo il cucciaio. con il cucciaio viene bene, se non avete il pennello non vi preoccupate. Quindi sul cucciaio e lo sbagandiamo un poco qua, potete sbatterlo meglio Raffaele, però non fa niente. Ok? Per farlo venire un po' lucido, mi raccomando date con calma, se no si buca la cosa qua. Una volta che si è scaffato il forno, mettete la vicino che è scaffato, giusto? Si deve freddo inverno. Sì, si è scaffato? Si è scaffato, quindi prendete la pizza e la mettete in frigo, no, mettete nel forno ovviamente. La fate cuocere per diciamo dopo, che sappiamo quanti minuti deve cuocere, quindi lo diciamo dopo quando vediamo che è cotta, allora noi ci mettiamo 4 ore, 4 mezz'ora. Allora amici, penso che la parigina sia pronta, stiamo nella merda proprio qua quando si vicino a casa di Carolina, è sempre così. Signor macellaio, credo questa parigina la mostriamo in tutta la sua splendezza. Vedi quando ovviamente. Anzi l'abbiamo fatta cuocere per un'oretta e un quarto, poi ho girato un paio di volte la teglia per far sì che si sarebbe cotta, si fosse così, sarebbe cuociuta, una fava di crudo da coccolato, là c'è C'ha una bella faccia. la faccio, La faccia di cazzo, però questa non è buona. il faccio fa schifo, però Vieni qua, facciamola vedere. Vai. il faccio fa schifo, provate. Falla vedere. Aspetta, fammi fare lo zoom, non ti muori. Avvicinati Raffaele, avvicinati. Allora amici, diciamo che alziamo un po' la luce perché la luce che dà fastidio, aspetta. Ecco qua amici, diciamo che questa è la faccia, è un po' lucida su perché ci abbiamo messo un po' di troppo uovo, però comunque questo è il taglio della pizza. Io non la vedo tanto male. Che? Perché? La vedi male? No, Un biscotto. croccante su, Un po'. Mi sento stata sotto, Raffaele? un po' indostata sotto però. Sì. Guarda che cornicione, l'ho fatto. Un bel cornicione però, devo dire la verità, è prete. È un pezzo piccolo. Sì, veramente è un pezzo piccolo, se si taglia dovete prendere ragazzi, diciamo. Ah boh, è consistenza, non so, però, sì, vedi? giù. Si sfrantuma? Vabbè, ma è la pasta capocchia sopra, diciamo. È la capocchia sopra, sì. Però è che non la saputo tagliare. Però no. Ecco qua ragazzi. È lui che non la sa tagliare, amici. Sì, non è che sono una chiave, eccola È lui qua. proprio. E diciamo il parere insieme. Ok? Cos? Aspetta, già sta già pure. Ora ho preso il parere. Come questo biscotto Oreo? È buono. È buona, è buona, però doveva venire molto più fina sotto. Sì, anche lo penso. Molto più fina. Perché ci stanno mangiando un battiscopo. Però il sapore è buono.
La marone non fa tutto. Anzi, per la ricetta della nostra parigina, avete visto il video? Provate a farla. No, è buono. Provate a farla anche voi. Guardate il biscotto sotto, guardate. Un saluto da Carolina e da Raffaele. O pazzo. Un saluto da Raffaele e Carolina in cucina.